Abbiamo sentito i furti che continuano in tutto il Friuli, ma continuano in tutta Italia. Io vorrei chiedere al dottor Raffaele Padrone, che rappresenta la FSP, Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottore. Ben ritrovati a voi e a lei. Un giudizio, ovviamente. La situazione effettivamente è cambiata, cioè furti, continuiamo ogni sera a dire che ci sono truffe, furti e quant'altro. L'Italia sta cambiando da questo punto di vista, ovviamente anche poi calandoci nella nostra realtà, che è quella forse che interessa di più anche i nostri telespettatori. Ma intanto buonasera. Il discorso è questo, io l'ho detto, ribadito, cioè noi in Italia non possiamo, come in tutti gli altri paesi del mondo, non europei, debellare furti, rapine, spaccio. Sono reati, cioè, esistono, no? Sono reati che esistono da sempre e sono reati che hanno la loro condanna. Se chi viene preso non rimane in carcere, perché in questa Italia non c'è la certezza della pena, e quindi si esce e si continua a delinquere, perché quello è il loro lavoro. Il nostro è quello di fare la guardia, quelli sono i ladri, e giochiamo a guardie e ladri e prenderemo il malvivente. Questo funziona così, no? Per spiegarci. Allora, quello che lei mi chiede, io le dico: ma la nostra situazione a Pordenone, avete visto, ci sono state grosse operazioni, la Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha portato a termine grosse operazioni e con grossi sacrifici, perché se sono qua dal 2008 a continuarvi a dire che manca gente, io sentivo parlare prima del 1976, beh, quella volta, a parte tutti i disagi, avevamo poliziotti da vendere alla Questura di Pordenone, no? Oggi siamo decimati. Fra 5 anni, non ho detto fra 20 o fra 10, 4 anni e mezzo, 5, Pordenone in questi stati chiuderà. Rimarranno, l'ho detto l'altra volta scherzando, rimarranno quei 15 che sono arrivati, che hanno 44, 45 anni e anche qualcosa di più, però quelli potranno... sì, e quindi, però quelli giovani, per l'amor di Dio, però sicuramente oggi, non rapportabili sicuramente a 50 anni giovani i delinquenti, però tenete presente che ne hanno da 16 oggi a 25, sì. Quindi loro hanno un turnover corretto, noi purtroppo ci siamo fermati a tanti anni. Ed è tanti anni che nella Polizia di Stato non abbiamo un flusso continuo di assunzioni. Oggi c'è adesso un concorso, un bando di concorso di 1800 persone che vengono ripescate da un vecchio concorso, e quindi nulla di nuovo, non è stato messo nulla di nuovo, perché anche qui purtroppo non lo posso dire perché c'è la campagna elettorale. Io non faccio politica, per me la sicurezza non deve essere né rossa né di centro né di destra, assolutamente. Dico sempre, chi mi dà, e per visto che rappresento delle persone, insomma, oltre 8.000, mia stima, altre 8.400 persone che rappresento qui questa sera, io dico a queste persone, chi ci dà, e la mia stima è rivolta a queste persone. Il discorso è che nulla si sta mettendo in piedi dalla parte delle leggi. Vedo anche, dottore, la interrompo un attimo, prego, a livello nazionale, ma senza, ripeto, entrare nella disputa meglio quello, le continue liti all'interno del governo, da una parte sì, 5 Stelle, dall'altra la Lega. Questa è una nota dolente. E credo, chi ci rimette, credo, non credo, è una nota dolente, ma non credo che sia solo un problema terminato alla sicurezza, circoscritto al tema sicurezza. Il problema è che se ci sono queste situazioni, noi ci troviamo ancora ad andare lì al Dipartimento a fare delle riunioni per chiedere la divisa, tanto per dirne una. Ma noi possiamo mettere in campo, e il Ministro può mettere in campo, gli uomini che vuole, ma se non ci sono le leggi, questo che io chiedo al Ministro anche questa sera, bisogna fare delle leggi speciali, particolari, soprattutto in questo momento particolare, in cui vediamo persone che ancora continuano a sbarcare, perché io non lo so perché continuano da Pordenone ad andare aggregati personali nei posti di accoglienza. Se i porti sono chiusi io non lo so, ma se i porti sono chiusi
Non capisco perché da Pordenone si continui ad andare aggregati ogni 2 mesi in Sicilia per i centri di accoglienza. Forse per dare un cambio al personale che c'è già lì. Forse per dare un cambio ecco. a quello lì, però vogliamo sta di pensare fatto, sia così. Ecco, sì, dai. sta di fatto che io la vedo sotto l'organico numerico della questura di Pordenone, e allora prendeteli da Milano, da Roma e da Torino, dove comunque hanno più uomini o comunque personale che è più vicino alla Sicilia potrebbe andare a costi minori, perché lì costa partire da qua e andare lì. È giusto, ad esempio, che ci siano tutti questi accompagnamenti che il questore di Pordenone sta attuando. Ben venga la possibilità di prendere e di portarli, ma ogni volta purtroppo a costi esorbitanti, perché non abbiamo delle sovvenzioni esterne o abbiamo gli aerei che costano poco. Cioè, il biglietto va pagato come un normale cittadino e non che lo prende paga il l'aereo. delinquente, ma lo paga il cittadino italiano. Dai, Sì, questa è la morale. Questo moltiplicato poi l'ha detto giustamente lei, però voglio dire che se noi mettiamo in campo gli uomini, ma non diamo in questo momento alle forze dell'ordine, carabinieri o polizia che siano, delle leggi particolari, delle leggi speciali per poter arrestare le persone, farle stare in carcere, accompagnarle fuori dal territorio, cioè non serve nulla, non serve assolutamente nulla, perché questo è, si va sempre a rispondere, andiamo a rispondere noi, e quindi ogni volta dobbiamo porre attenzione se a usare lo spray deve prima essere provato, adesso ce l'hanno dato, poi il taser, e adesso deve essere provato, adesso lo distribuiscono, tornerò qua quando ci daranno queste benedette pistole e ne vogliamo parlare questa sera, ma sicuramente anche su quanto riguarda la legittima difesa è stata fatta questa cosa molto in velocità. Io vi avevo detto tempo fa che questa cosa non sarebbe funzionata, abbiamo avuto il primo caso, e il primo caso è un processo di una persona, di un ragazzo che ha sparato perché c'erano i ladri in casa. Vabbè, insomma, dai, cambierà. L'avevo certo. preannunciato, ma queste cose non si va per il verso giusto, non andiamo nel verso giusto. Ci vuole più protezione, ci vuole più sicurezza, ma la sicurezza che vi garantiamo noi, perché sennò va a finire che qualcuno si prende la briga di fare sicurezza da solo. Questo, grazie. Attenzione. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Vigile del fuoco al lavoro per un incendio in un'azienda di Coseano. Il servizio.